La tua radio. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Che cosa ti farei, Adriano Celentano, una bella canzone del Molleggiato per iniziare lo Zoom in compagnia di Antonino Danna. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori, oggi c'è stata la transizione con il nuovo computer, quindi alcune trasmissioni sono iniziate in ritardo, ad esempio Sammy ha dovuto aspettare le ore 14, non le 13 per iniziare. Comunque il lavoro è stato fatto molto bene, li potete anche ammirare se vi collegate sul 252, la grafica è cambiata ed è veramente molto bella. E poi ovviamente c'è Antonino Danna in tutto il suo splendore. Ben trovato Antonino. Condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di lunedì 11 dicembre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi dico, date il sangue, come sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Scusate, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. E i semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma oltre a ciò, vi voglio ricordare che sulla pagina Facebook della radio, facebook.com/radliberta,
troverete anche tutte le informazioni per sostenere i nostri amici dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh che, ahimè, dopo un lungo periodo, dopo quasi un millennio passati in santa pace sulla loro terra, sono stati cacciati via e sottoposti a una vera e propria epurazione da parte degli azeri, quindi a maggior ragione non dimentichiamo gli amici armeni dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir vogliasi. Stasera la puntata comincia così. Stasera innanzitutto apriamo già subito i telefoni allo 029294 7222 e le vostre zappe o WhatsApp al 346 642 7756. Di che cosa parleremo nel corso del faccia a faccia che si terrà alle 18:35 col professor Gianluca Limonti? Parleremo del nucleare, perché vedete, la COP28, questo incontro internazionale nel quale tutta questa voglia di ecologismo e di ecologia avrebbe dovuto portare a sviluppi decisivi per contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi nei prossimi anni, altrimenti saremmo morti tutti quanti affogati. Questa storia va avanti dagli anni 70, quindi fate un po' voi. Scusate, ora ci accuseranno di negazionismo climatico. Comunque, andiamo avanti. Insomma, alla fine della fiera c'è qualcuno che non crede molto a queste cose, e c'è soprattutto il sultano, in quel del Qatar, le ministro di petrolio, il quale ha fatto sentire la sua voce e ospitando appunto la COP28 ha ben pensato di ricordare, eccolo qui, ha ben pensato di ricordare a tutti quanti che senza il petrolio, senza il carbone, noi probabilmente torneremmo indietro di 50 anni. Chi è quest'uomo, signore e signori? Eccolo qui, è il sultano Al-Jaber, ingegnere, businessman, politico che viene dagli Emirati Arabi Uniti e che presiede appunto, scusate, non del Qatar, ma dagli Emirati Arabi Uniti, presiede la compagnia petrolifera emiratina. E in particolare, appunto, egli è il presidente della COP28, una nomina che Greta Thunberg aveva definito, scrive la BBC, completamente ridicolo. Una nomina completamente ridicola per questo cinquantenne che ha studiato e ha ottenuto una laurea all'Università di Coventry nel Regno Unito, secondo l'agenzia Reuters, non fa parte di alcuna delle 6 famiglie che comandano sui 7 Emirati, che poi tutti assieme fanno gli Emirati Arabi Uniti. E allora, che cosa ha prodotto una simile presidenza? Ha prodotto un documento finale, questa bozza di accordo sul clima, che, ahimè, anziché parlare chiaramente come avrebbero voluto gli americani, come avrebbe voluto anche l'Europa, anziché parlare di una sostanziale e forte riduzione nell'uso di combustibili fossili, addirittura di phase out dei fossili, cioè il loro completo abbandono entro una determinata data, ecco che invece questa bozza propone di ridurre il consumo e la produzione di combustibili fossili. Apriti cielo, chiuditi terra. E appunto, come dice, come ricorda la BBC, il Dipartimento di Stato americano dice che il linguaggio sui carburanti fossili deve subire un giro di vite, quindi anziché dire che dobbiamo ridurre consumo e produzione di petrolio e carbone, dobbiamo sostanzialmente essere più duri su questo tema. Il commissario per il clima dell'Unione Europea dice che invece la gran maggioranza delle nazioni vorrebbe un atteggiamento molto più duro e soprattutto una data per il phase out, cioè entro un determinato anno bisogna abbandonare completamente il combustibile fossile. E il principale negoziatore dell'Europa dice che questi elementi, che ci sono alcuni elementi nella bozza che sono completamente inaccettabili. I francesi, perché giustamente l'Europa non è che parla con una sola voce, ci va ognuno in ordine sparso e quindi ci sono anche i francesi. I francesi dicono di essere
insoddisfatti dalla bozza che viene definita insufficiente. Infine, un rappresentante dell'Alleanza degli Stati delle piccole isole, quindi per esempio le Maldive, la Micronesia, nazioni di questo genere, dice: noi non firmeremo il nostro certificato di morte. Prima dell'incontro, il capo appunto dei colloqui sul clima qua a Dubai, il sultano Al-Jaber, ha detto che il testo rifletteva le sue ambizioni e l'ha definito un grande passo in avanti. Ora, io non so se ridere o non lo so, voi che cosa ne pensate? 346 642 7756. Nel frattempo, Eamon Ryan, che è appunto uno dei componenti della commissione del team che è stato mandato dall'Unione Europea alla COP28 e che è anche il ministro dell'ambiente dell'Irlanda, ha dichiarato che l'Unione Europea si ritirerà da questi colloqui sul clima se la bozza d'accordo non verrà cambiata. Quindi attenzione, perché l'Europa è pronta a ritirarsi. E nel frattempo c'è questa dichiarazione da parte di questa indigena che viene da una comunità pastorale Mbororo nel Chad, si chiama Hindu Umaru Ibrahim, dice che il nuovo accordo, la bozza d'accordo sul clima è molto contraddittoria. Da un lato si dice che si crede alla scienza, che si vuole rispettare il limite dell'aumento delle temperature contenuto nella media di 1,5 gradi, ma dall'altro lato vengono cancellate tutte le parole che indicavano il completo abbandono del carburante fossile. Ridurre il consumo di carburante fossile non significa e non salverà le vite delle persone. Quindi, come vedete, sostanzialmente nel testo che cosa c'è? Non c'è alcuna menzione di piani per l'abbandono completo dei carburanti fossili, piuttosto il testo ora dice che i paesi potranno ridurre produzione e consumo, che è completamente tutt'altra cosa, e poi questi sono ci sono adesso degli esempi concreti su come ridurre le emissioni da combustibile fossile, che è una cosa abbastanza inusuale per un testo che viene varato dalle Nazioni Unite. Il punto sul riferimento alla soglia di 1,5 gradi in più da rispettare sembra essere stata rispettata. Quindi diciamo così che l'accordo sembra esserci in linea di massima sull'idea di questo 1,5 gradi massimo di aumento della temperatura, altrimenti saremo tutti morti. Ma nella sostanza questo tentativo, questa bozza della COP28 si rivela quello che è una pagliacciata e quindi vedrete che non servirà assolutamente a nulla. Ora dico io, già affidare la presidenza di questi colloqui al ministro del petrolio degli Emirati Arabi Uniti, effettivamente acquaiolo, l'acqua è fresca, sì, è come la neve, come no? Ma naturalmente lui e quelli come lui, le nazioni in via di sviluppo, le nazioni che crescono a un ritmo e a un inquinamento disgustoso, vedasi la Cina, vedasi l'India, che sono tra i più grandi inquinatori del pianeta, è ovvio che non possano accettare un testo nel quale si scrive entro l'anno tal dei tali noi chiudiamo e non usiamo più la benzina, non usiamo più il carbone. Faccio un esempio così stupido, ma spero chiaro per tutti. Fino all'anno 2000 in India hanno prodotto la Fiat 1100. Si chiamava Padmini Premier. L'ultima 1100 in Italia è stata prodotta nel 1969. Ora, voi vi immaginate una nazione nella quale ancora oggi, dopo più di 20 anni, voi salite su un taxi a Nuova Delhi, a Calcutta o Kolkata, come l'hanno voluta ribattezzare, o a Bombay o Mumbai, che dir vogliasi, ed è una Fiat 1100, anche se si chiama Padmini Premier e c'è la guida a destra.
E voi dalla sera alla mattina dite a quello che fa il tassinaro in India: guarda che nel 2035 questa macchina la puoi buttare e tu puoi perdere il posto di lavoro se non convertiamo una nazione di 1 miliardo e passa di anime all'uso della corrente elettrica per spostarsi. Ora, voi ci pensate motorizzare una nazione come l'India, farla passare tutta quanta a corrente elettrica? Domanda numero 1, come fai a produrre la corrente elettrica? Domanda numero 2, da dove la attingi? Come fai in 12 anni? Quanti reattori nucleari dovrebbe varare l'India da qui al 2035, qualora, facciamo questo esempio, da questo testo assurdo delle Nazioni Unite venisse fuori la decisione di abbandonare completamente il petrolio nel 2035? Quanti reattori dovrebbe installare? Quante centrali a carbone dovrebbe chiudere? E invece l'India continua a costruire centrali a carbone. Nel frattempo la Germania si suicida da sé, perché da un paio d'anni i tedeschi stanno pagando delle bollette oscene nel loro importo. E sapete perché? Perché nella testa dei nostri eurofenomeni, meno male che la Francia ci ha messo una mano sopra, perché la Francia per fortuna è nuclearizzata da quel dì. Che cosa hanno fatto? Hanno detto no, chiudiamo le centrali atomiche perché le centrali atomiche inquinano. Risultato, in Germania stanno messi peggio di noi altri per quanto riguarda il costo delle bollette energetiche. Allora, voi vedete che qui c'è uno scontro in atto tra la realtà concreta, e la realtà concreta sono nazioni giovani che si liberano da secoli, nel caso della Cina, di disprezzo e sfruttamento, nel caso dell'India di colonialismo, e queste giovani nazioni, che in realtà sono civiltà millenarie, corrono e per correre usano quello che abbiamo usato noi negli anni 50-60, il petrolio. Ora, secondo voi, Pechino e Nuova Delhi sono così scimuniti da impiccarsi con le loro stesse mani dicendo no, noi entro il 2035 smettiamo di utilizzare il combustibile fossile perché sennò poi la temperatura aumenta? E voi che cosa direste a due nazioni così? E quelli di ultima generazione, quelli che interrompono le sante messe con i preti green che dicono ma noi facciamo più o meno le stesse cose, con questi con gli striscioni accanto al prete mentre distribuisce la comunione. No? Una volta insegnavano il Galateo su come si stava in chiesa, su come si stava composti, ora la chiesa è diventato un posto dove fare propaganda green. Ecco, quelli lì perché non vanno a Pechino o a Nuova Delhi a bloccare le strade dove circolano i tuk-tuk? Lo sapete che sono i tuk-tuk? Qualche milanese ora avrà i brividi, gli innocenti Lambro. Qualcuno di voi se lo ricorderà il Lambro. Il Lambro era il fratello da carico della Lambretta che fabbricavano allambrate nello stabilimento dell'Innocenti. Il Lambro era il concorrente dell'Ape Piaggio, per chiarirci. Nel 71, quando l'Innocenti ha smesso di produrre la Lambretta, ha venduto la catena di montaggio all'India, al governo indiano. E lì hanno continuato a costruire sia la Lambretta che il Lambro. Il Lambro oggi si chiama Vikram. La Lambretta non è più in produzione dal 1997. E però, vedete, qui c'è uno scontro che non è soltanto uno scontro di ideologie, è uno scontro anche di civiltà. È uno scontro tra chi comincia ad assaporare il benessere con questa globalizzazione squilibrata e lo scontro con una Europa, con un Occidente che va a farfalle su delle fregnacce vere e proprie. Questo paese non inquina niente sulla faccia della terra in proporzione rispetto a tutti gli altri. Eppure voi vedete c'è gente che blocca le autostrade o le strade al mattino o addirittura telefona e avverte le ambulanze: guardate che noi faremo il blocco su questa strada proprio perché
devono fermare la gente e sensibilizzare sull'uso del combustibile fossile. Capito? Lo fanno in Italia, non lo fanno a Nuova Delhi, non lo fanno a Pechino, non lo fanno negli Stati Uniti d'America, da nessuna di queste parti. Lo fanno da noi, come è giusto che sia. E noi dovremmo suicidarci nel 2035 con l'automobile elettrica. Siete contenti? Che poi l'automobile elettrica costa, non c'è una rete di ricarica standard, anche perché ogni modello poi ha la sua presa. E oltre a questo i tempi di ricarica sono lunghi. Ora voi immaginate, no? Il 10 di agosto state andando in macchina da Milano alla Puglia o da Milano alla Sicilia, a Reggio Calabria, dove cavolo vi pare e piace. Dopo 400 chilometri dovete ricaricare e voi avete un'automobile che impiega 30 minuti per la ricarica. Però sono i giorni dell'esodo. E come fai tu a ricaricare un'automobile aspettando 30 minuti sotto il sole di agosto? Come fai? Con la macchina, con l'automobile a benzina è più facile, o a diesel. Tu arrivi, 5 minuti massimo, hai fatto tutto, paghi, te ne vai. Ma con l'automobile elettrica non siamo ancora a questo. Ma soprattutto sulle lunghe distanze conviene l'automobile elettrica? E siamo sempre lì. Io 1 kilowatt di corrente che carico dentro un'automobile, lo pago 10 centesimi? Se lo pago 10 centesimi passo all'elettrico anche adesso. Ma se poi quel kilowatt, anziché pagarlo 10 centesimi, lo devo pagare 1,90 € o 1,80 € quanto un litro di benzina, dov'è il vantaggio? Per il portafogli dov'è il vantaggio? A parte il fatto che ho dovuto pagare un'automobile con una batteria che poi dopo 7-8 anni devo cambiare e le batterie costano. E poi parliamo dell'estrazione, parliamo delle terre rare, dell'inquinamento, parliamo di quando prendono fuoco, parliamo della loro sicurezza negli incidenti e così via. O quando nell'inverno, come sta succedendo, mi pare a Oslo, i bus a corrente elettrica non vanno in giro semplicemente perché col freddo che c'è, ahimè, le batterie non rendono e i motori non girano. Bell'affare davvero. Ecco, alle 18:35 noi parleremo della corrente nucleare, di questa parola con la N che pronunciarla in questo paese sembra quasi entrare in chiesa e tirare un bestemmione. Invece noi da questa radio lo diciamo spesso, nucleare, sì. Vogliamo le centrali nucleari, sì signore. Certo, l'idea che non debba essere lo Stato a farlo, ma che lo Stato debba vigilare, io qualche domanda me la porrei, perché se vigileranno come hanno vigilato sui ponti delle nostre autostrade quando le autostrade erano privatizzate, qualche domanda è lecito porsela. Forse sarebbe meglio far costruire queste centrali sotto la supervisione dello Stato, come è stato infatti quando anche noi eravamo una nazione che faceva parte del club dell'energia nucleare, ne avevamo soltanto 4 di reattori, però ci stavamo avviando pian piano a tutto questo. Qualche sera fa su Rai Play sono andato a vedere il discorso che fece Mariano Rumor, allora presidente del Consiglio di questo paese nel 73, quando ci fu la crisi petrolifera. Lo trovate su Rai Play, basta guardare, mi pare che quelle domeniche del 73 o la crisi energetica, insomma c'è questo speciale che potete vedere tranquillamente su Rai Play. Ecco, e c'è Rumor che con il linguaggio, anche con un linguaggio che una volta tanto non è proprio politichese di quello della Prima Repubblica di allora, dice una cosa molto semplice: noi dovremmo varare dal 1973 in poi un piano per le centrali elettriche, il che significava il potenziamento del nucleare. Ora provate a immaginare se nel 1978-80 in questo paese avessero avviato qualcosa come 10 reattori atomici.
Provate a immaginare quanto ci costerebbe oggi la corrente elettrica. Provate a immaginare quanto sviluppo avremmo avuto grazie ai reattori atomici. Avremmo avuto l'alta velocità prima, avremmo avuto una mobilità più facile, avremmo avuto la possibilità di produrre meglio e così via. Magari nelle nostre case non ci sarebbero i fornelli a gas, ma ci sarebbero, come si dice, i piani a induzione. E avremmo tutti il piano a induzione perché tanto la corrente elettrica costerebbe niente. E invece successe che nel 1986, e questo ahimè è stato un grave errore commesso da Bettino Craxi, dopo l'incidente di Chernobyl, Craxi ha cavalcato, insieme con i Verdi, le paure degli italiani, e da allora in questo paese ogni volta in cui si è parlato di corrente elettrica generata da un reattore atomico, apriti cielo e chiuditi terra, perché abbiamo sentito alte grida, ci hanno detto che saremmo morti tutti in un'esplosione atomica, che avremmo brillato nel buio e così via. Vabbè, nel frattempo l'Enel gestisce o realizza reattori atomici nella Slovacchia e in altri paesi dove non ci sono questi tabù, e produce corrente elettrica da quelle parti. E magari ci va il ministro Urso a inaugurare i reattori, come vi abbiamo rendicontato in una di queste ultime rassegne stampa, credo la settimana scorsa, la conducevo io, ve l'ho letta io questa notizia, se non sbaglio, anzi non sbaglio proprio, l'ho letta io credo il 3 o il 4 di dicembre. E però in questo paese siamo ancora così. Al carissimo amico, vi domando, voi vorreste o no il ritorno del nucleare in questo paese? Sì o no? Questo è quello che io vi chiedo. 346 642 7756, abbiamo ancora 2 minuti, poi ce ne andiamo in pausa e sentiamo Aretha Franklin, Chain of Fools del 1968. Ecco, questa è una fotografia di una delle centrali tedesche, centrali atomiche che sono state chiuse. Questo così i tedeschi hanno avuto il loro momento di ecologismo spinto e hanno capito di essersi impiccati con le loro mani. Tra poco ne parleremo col professor Gianluca Limonti, che vi ricordo essere uno scienziato che ha lavorato al Fermilab di Chicago, cioè non è propriamente il primo che passava, è un signore che conosce benissimo il funzionamento di una centrale atomica, è una persona che sa benissimo quello di cui sta parlando, e conseguentemente torneremo a parlare ancora una volta della parolina con la N, perché a noi piace il nucleare, come no? Allora a questo punto ci sarà quello che dirà, fatelo mettere in casa il reattore atomico. Bisogna anche vedere a quale potenza è il reattore atomico, perché una delle nuove tendenze, e questo ce lo spiegherà tra poco il professore, una delle nuove tendenze nel nucleare è costruire molti impianti ma piccoli, anziché fare degli impianti di grande potenza come è stato fatto per esempio dai francesi o come stavamo cominciando a fare noi. Le cose cambieranno e saranno degli impianti più sicuri, più gestibili, fino a quando non arriveremo alla fusione nucleare, che a quanto pare sarà la, diciamo così, la soluzione di tutti i mali, la panacea di tutti i mali. Certamente sarà una soluzione anche di carattere politico, perché vorrà dire usare meno petrolio dai paesi del Golfo. E questo agli iraniani non piacerà, ma anche questo avrà una ricaduta positiva sulla pace mondiale, se Dio vorrà. Ecco Antonino, abbiamo un ascoltatore al volo prima della pausa pubblicitaria. Pulse, non perdete il faccia a faccia col professor Gianluca Limonti. We'll be right back, a tra poco. Ecco Antonino, non so se mi senti, abbiamo un ascoltatore giusto prima della pausa. Velocissimo, pronto, chi è là? Velocissimo, buongiorno, anzi buonasera, sono Roberto. Ciao. Io sono incazzato come una belva perché già al tempo del referendum ho votato sì e tutta la massa degli imbecilli italiani ha votato no. Quindi sono incazzato come una bestia.
diciamo che a fronte della tua domanda attuale, 200.000 sì. Voglio il nucleare. Roberto, resta collegato, mi raccomando, e ascolta il professor Alimonti allora, va bene? Sì, va bene. Grazie, fammi sto regalo. Pausa, Aretha Franklin e il professore Alimonti. 200.000 sì, 60 milioni di sì. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La grandissima Aretha Franklin, e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Grazie condottiero mio condottiero, le 18:34 sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi dalla Chain of Fool, la catena di folli, che è quella che ci ha portato in questa situazione, diciamo così, economica nonché produttiva, alla chain reaction, in questo caso controllata, la reazione a catena, che non è il gioco di Rai 1, ma è quella bella cosa che succede dentro un reattore di una centrale nucleare. E noi abbiamo uno che la chain reaction la conosce benissimo, ed è il professor Gianluca Limonti. Professore, buonasera, bentornato. Tutti gli ascoltatori. Eccoci, ben trovato. Allora, professore, senta, intanto le chiedo, se vuole, se la sente, una piccola valutazione per quanto riguarda il pateracchio che sta succedendo con la COP28 a Dubai. Cioè, qui sono le anime belle, sono tutte infuriate perché la COP28, presieduta dal presidente della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, sta per varare una bozza o comunque un accordo finale nel quale non si parla di totale cancellazione, totale abbandono
del petrolio entro una determinata data, ma sostanzialmente diciamo così, si dice che vabbè, dobbiamo ridurre il consumo di carburante di carburante di origine fossile. A maggior ragione le chiedo, il nucleare ce la darà sta mano, sì o no? Dunque, ma lei provoca subito, insomma, perché doveva parlare di nucleare e poi mi fa le domande sulla COP28, sa che poi io sono Mi particolarmente pagano sensibile per porre domande, quindi o mi guadagno lo stipendio, veda lei. No, scherzi le a fa parte, porre professore, bene. lo chiedo a lei proprio perché, voglio dire, lei è una voce ampiamente quotata e in grado di darmi una risposta. Facciamo parlare una volta tanto gli scienziati, se no mandavo a chiamare uno di ultima generazione e mi facevo sedurre dall'idea che moriremo tutti affogati. No, non moriremo tutti affogati, vero professore? No, questo non c'è nessun pericolo sul morire tutti affogati, no. Sono le esagerazioni che portano subito il discorso lontano da quella che è la situazione reale. Quindi per mantenerci alla realtà, io devo dire che al momento sto facendo molta fatica a seguire quello che viene fatto o non fatto, detto o non detto alla COP, ma penso che, come spesso succede nelle ultime edizioni, si debba aspettare almeno un paio di giorni dopo il termine previsto della COP perché si arrivi a un qualcosa di scritto e condiviso. E il punto difficile è proprio la condivisione, cioè arrivare a delle conclusioni che siano condivise a tutti i paesi, dove ci sono i paesi che richiedono di appunto uscire velocemente da combustibili fossili, altri paesi, e sto pensando per esempio alla Cina e all'India, che in parte, parzialmente grazie all'uso ingente di combustibili fossili, stanno avendo uno sviluppo importante nonostante la crescita della popolazione che hanno avuto in questi anni. Sto pensando all'India. L'India ormai ha raggiunto più o meno la Cina come popolazione, sono attorno a 1 miliardo e 400 milioni di persone, ed è il paese al mondo che negli ultimi anni ha ridotto più di tutti gli altri paesi del mondo la popolazione che non ha accesso all'elettricità. Perché non scordiamoci che sino a una decina di anni fa oltre 1 miliardo di persone al mondo non avevano accesso all'elettricità. E questo è, pensiamo solo a vivere senza, non dico, noi ci lamentiamo quando ogni tanto abbiamo blackout, no? Ecco, proviamo a immaginarci vivere senza elettricità. L'India negli ultimi 10 anni ha fatto dei passi da gigante in quella direzione, in parte, non solo esclusivamente, ma in buona parte grazie a un cresciuto utilizzo del carbone. Quindi come facciamo a chiedere a questi paesi di firmare degli accordi per uscire dall'utilizzo delle fonti fossili? Esattamente. È una roba, per non parlare poi dell'Africa, il cui sviluppo è atteso a seguire quello della Cina e quello dell'India, dove anche loro avranno bisogno di energia diffusa, a buon mercato, facilmente ottenibile, e queste sono le richieste quali al momento con la tecnologia che abbiamo sanno soddisfare solo le fonti fossili. Quindi è difficile capire come si fa ad arrivare a chiedere di uscire dalle fonti fossili. Quindi non aveva tanto torto lo sceicco quando ha detto: ragazzi, guardate che cancellare immediatamente petrolio e carbone significherebbe tornare all'età delle caverne. Dunque, così come siamo messi adesso sarebbe un passo veramente nel vuoto, nel buio, nell'incertezza totale, perché che se ne dica non abbiamo la tecnologia a costi ragionevoli. Ovviamente se avessimo una quantità infinita di soldi uno riuscirebbe a fare qualunque cosa, ma purtroppo, diciamo così, non siamo in questa condizione. Quindi sì, è abbastanza ragionevole una posizione di questo tipo. Non siamo in questa condizione, ma mi permette, io andrei un attimo oltre. Sì. Secondo me non è corretto, è fuorviante definire l'obiettivo quello di uscire a breve, mettere una scadenza all'utilizzo delle fonti fossili. Secondo me l'obiettivo dovrebbe essere quello verso una transizione energetica. Questo sì, questo penso che siamo tutti d'accordo, una transizione energetica rispettosa dell'ambiente in cui viviamo. Ci mancherebbe altro. Ma questa richiede dei tempi, dei modi che sono
difficilmente definibili su una carta. Non è che uno può dire nel 2050 non usiamo più i combustibili fossili, cioè è proprio un obiettivo mal posto. E quindi secondo me è più che comprensibile e ragionevole, oserei anche dire, che non si riesca a trovare un accordo a questi incontri internazionali. Certo, ma anche perché io lo dicevo prima del collegamento, ora per carità lei insomma può anche mandarmi a quel paese mentre lo dico, però a me pare Ma che non qui oserai mai, ci mancherebbe altro. vabbè, ma ci andrei alla velocità dell'atomo, quindi. Però le voglio dire, professore, io dicevo prima, qui mi pare che sia uno scontro, non tanto tra due ideologie, quanto tra due tipi di civiltà. Una è una civiltà che ormai sta andando a farfalle perché non si rende conto di quello che sta chiedendo agli altri e di quello che sta facendo a se stessa. L'altra realtà è che ci sono dei paesi che stanno avendo una forte crescita economica, una forte spinta economica, e questo lo ottengono grazie a combustibili fossili a basso costo, esattamente come è stato per l'Italia del boom negli anni 50 e 60. Ecco, e io non credo affatto che Pechino e Nuova Delhi rinunceranno al petrolio russo e al carbone semplicemente perché devono fare un favore a Greta Thunberg o semplicemente perché se no l'Unione Europea ci resta male o la delegazione francese alla COP28 si esprime come disappointed, sconcertata o disgustata. E a me pare che qui si stia perdendo, diciamo così, di mira la concretezza delle cose per fare in fondo della filosofia sui massimi sistemi. Ma io non ho tempo per la filosofia, io ho la bolletta da pagare. Guardi, sottoscrivo in pieno ciò che lei ha sostenuto. Noi ci siamo sviluppati dal momento della rivoluzione industriale, ci siamo sviluppati grazie all'utilizzo delle fonti fossili, che sono sempre esistite, ma prima non avevamo la tecnologia per poterla sfruttare. E noi viviamo grazie a questa grande quantità di energia che si traduce in un'enorme facilità di lavoro a basso costo che ha permesso il grande sviluppo della nostra società. Giusto per dare un'idea, mi perdoni se magari abbiamo già parlato, magari ho portato questo parallelo, ma penso che sia molto efficace. Facendo un rapporto fra energia cioè pro capite, l'utilizzo medio pro capite di noi italiani, rispetto e quindi vuol dire lavoro, no? Energia pro capite vuol dire lavoro che abbiamo a disposizione. Rispetto al lavoro e l'energia che poteva utilizzare, produrre, se vogliamo, uno schiavo al tempo dei Romani, bene, se noi rapportiamo l'energia che noi abbiamo a disposizione è come se ciascuno di noi avesse al giorno d'oggi 150 schiavi che lavorano tutti i giorni, tutto il giorno, per se stesso. Ciascuno di noi è come se avesse 150 schiavi a proprio servizio tutti i giorni. Questa è la traduzione, se vogliamo, della grande disponibilità energetica che tutti noi abbiamo grazie ai combustibili fossili. Questo è un qualcosa che secondo me facciamo fatica a rendercene conto. E questo è alla base del grande sviluppo, come diceva lei prima, diciamo della società come l'abbiamo conosciuta fino a qualche decennio fa, che è la società occidentale, alla quale mi sembra difficile poter chiedere ad altre società, gli esempi che abbiamo fatti prima, Cina, India, ma Africa anche a breve, di non avere, a causa oltretutto del lavoro, quindi se vogliamo traduciamo della CO2 che abbiamo immesso noi in atmosfera nel corso dell'ultimo secolo. Cioè, è una situazione difficile. Certo, e aggiungerei anche un'altra cosa. Non è bello che ci siano poveri al mondo e grazie al petrolio, allo sviluppo, alla anche maledetta globalizzazione, per qualcuno è maledetta, certamente ha avuto degli squilibri immani, siamo tutti d'accordo,
ma è grazie a questo sviluppo se ci sono meno poveri nel mondo, perché povero non è bello. Cioè, se in India domani più gente potrà avere lavoro, benessere, potrà spendere soldi, fare degli acquisti di prodotti anche italiani e così via, lo potrà fare proprio grazie al benessere e all'energia a basso costo, non diversamente, non con le prediche, non con la solidarietà internazionale. Vorrei che questo fosse chiaro a chi ci ascolta. Professore, senta, giusto, Assolutamente dica, dica. Mi permetta 30 secondi, poi la faccio proseguire. Quello che lei ha detto Sì. è fondamentale, ma va anche oltre, non solo uscire dalla povertà, ma addirittura, visto che una delle tematiche con cui continuano a terrorizzarci, e lei sa come la penso, eventualmente potremo tornarci a parlare un'altra volta, sono gli eventi estremi che fanno un sacco di disastri e morti in tutto il mondo. Il modo migliore per difendersi e proteggersi e prevenire i danni degli eventi estremi non è essere in povertà, assolutamente, è poter sviluppare dei sistemi che ci permettano di difendere, e questo viene solo con la ricchezza, non che uno debba essere ricco, non in quel senso, ma con la ricchezza e la disponibilità della società in cui uno vive. Quindi è quasi un controsenso quello che ci viene detto. Ci viene detto dobbiamo difenderci di più e poi volendo mantenere in povertà. È un controsenso, si vede che i paesi che meglio si difendono, che meglio hanno questa parola che va tanto di moda adesso, la resilienza sviluppata, sono i paesi più ricchi e sviluppati. Quindi ancora una volta favorire questo sviluppo aiuterebbe anche in tal senso. Scusi, l'ho interrotta prima. No, mi sembra un'ottima osservazione. Professore, io ho una domanda per lei. Ieri notte mi pare, il GR della notte, il GR1 della mezzanotte, diceva una cosa più o meno, riportava una cosa più o meno di questi termini, cioè il governo italiano non sarebbe interessato o comunque non tenderebbe a costruire su a sponte i nuovi reattori nucleari, ma l'idea, secondo il ministro Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente, sarebbe di disporre una rete di ispettori, di controlli, di dettare le regole sulla costruzione dei reattori, e poi sarebbe anche l'altra idea non di costruire 10-15 grandi reattori che produrrebbero quindi grandi quantità di corrente elettrica, ma costruire in realtà più di 200-300 piccoli reattori che possono dare corrente per esempio a una provincia di 100.000 abitanti, che possono dare corrente a delle subregioni e così via. Ecco, però la domanda che io mi pongo, professore, a questo punto un pochino, devo dirle la verità, resto perplesso, perché fino a che è lo Stato che si mette in mezzo e costruisce lui è un discorso, ma se l'ispezione viene fatta come facevano le ispezioni sui ponti delle autostrade, poveri noi. Oh santo cielo, tocca un tasto molto delicato. D'altra parte in Italia è bene non ignorare, soprattutto quando si parla di certe tecnologie. Provo a rispondere alla sua domanda, che è articolata in diversi punti. Eventualmente me ne scordassi qualcuno, poi me lo ricordi lei, e non è perché voglio evitare la risposta. Iniziando dal primo punto, l'idea degli ispettori definire le regole. Allora, il mondo dell'energia adesso funziona così, cioè la produzione dell'energia è liberalizzata. Non c'è più lo Stato che decide di costruire una centrale, ci mette dei soldi propri, che poi sono sempre i nostri, ma comunque i soldi propri dello Stato, e gestisce questa centrale. Lo Stato al momento, parlando per esempio di energia nucleare, può decidere se permettere la produzione elettronucleare sul proprio territorio o meno. Se va nella direzione di permettere la realizzazione di centrali elettronucleari, stiamo parlando dell'Italia, quello che deve fare è stabilire le regole, delle regole precise, regole di sicurezza, regole di emissione radioattiva, e quindi stabilire anche i controlli e un organo che possa verificare che tutto sia fatto nelle regole. Poi è l'investitore privato, che naturalmente non saremo io e lei, perché si parla di miliardi di euro, è il grosso investitore privato che decide di
iniziare la realizzazione di una centrale nucleare rispettando quelle regole che ha stabilito lo Stato, il quale poi dovrà naturalmente verificare che queste regole siano rispettate. Quindi questo tipo di impostazione è quella corrente. Riguardo poi alle centrali, sì, è vero, lei sta facendo riferimento agli Small Modular Reactors, che diciamo è un approccio un po' diverso, diciamo, alla tecnologia nucleare rispetto a quello, alla via seguita negli ultimi anni. Cioè la via seguita negli ultimi anni è quella di concentrarsi su poche tecnologie, reattori di grossa taglia, diciamo taglia media 1 gigawatt, per intenderci 1 gigawatt è una bella potenza. Sono centrali medie, ci sono dei reattori nucleari che sono anche 1 gigawatt e 6, quindi sono delle belle bestie, diciamo così, che bisogna avere anche l'accortezza di realizzare in zone dove poi questa elevata potenza possa essere assorbita e utilizzata. Cioè, non avrebbe senso, diciamo, costruire un reattore nucleare a un estremo dell'Italia e poi trasportare tutta l'energia che serve all'estremo opposto, no? Cioè, facciamo un esempio banale: la provincia di Vibo Valentia, 150.000 abitanti, una bestia da 1 giga e 6 si può fare o non serve a niente lì? Ma non avrebbe senso perché ci vogliono le industrie per assorbire una potenza simile. Invece l'approccio modulare, proprio di Small Modular Reactor, è proprio quello di costruire più reattori nucleari di taglia decisamente ridotta. Per gli Small Modular Reactor si parla al massimo di 300 megawatt, quindi un quinto di quello che parlavamo prima, ma molto spesso si sta anche sui 100 megawatt e anche meno. Allora capisce che reattori simili sono molto più gestibili, innanzitutto sul territorio, perché possono essere posti dove c'è la necessità. Quindi, per esempio, lei mi diceva una città da 150.000 abitanti. Sì, che è più o meno Padova o Reggio Calabria, per chi ci ascolta. Quindi possono essere più gestibili da questo punto di vista sul territorio. Sono anche più gestibili da un punto di vista realizzativo, perché reattori di questo tipo possono essere costruiti tutti all'interno dell'azienda che li produce e poi essere trasportati, proprio per le ridotte dimensioni, essere trasportati e installati nel luogo dove vengono utilizzati. Sono plug and play, insomma. Sì, diciamo che cioè non c'è il discorso di fargli, per esempio, la camicia esterna, quella di cemento armato, tutta quella roba là, il sarcofago esterno. Diciamo che non sarebbe richiesto, in quanto il VES stesso avrebbe quelle richieste di sicurezza, sarebbe in grado di ottemperare quelle richieste di sicurezza che vengono altrimenti svolte da quella cupola di cemento armato a cui lei si riferisce, che alle volte su alcune tipologie di reattori, tipo quello che stanno costruendo in Finlandia, il paio che hanno fatto in Cina e quello che stanno costruendo a Flamanville in Francia, è addirittura doppia quella cupola, con uno spessore di ciascuno di queste due cupole siamo sul 1 metro e oltre di cemento armato. Quindi sì, comunque esatto, sì, non c'è necessità di costruire tutta una serie di infrastrutture in loco, ma uno arriva con un reattore, tra virgolette, pronto, come diceva lei, plug and play, diciamo così, e quindi capisce anche la semplificazione realizzativa di un reattore di questo tipo, perché uno se lo fa tutto in casa intendo dire nella grossa azienda che produce reattori, certo. Se lo può fare tutto in casa e poi portare e installare, ovviamente, poi magari collegarlo alle turbine che producono energia elettrica, d'accordo, però il nucleo centrale, quella che viene chiamata, diciamo, l'isola nucleare, la parte più sensibile alla radioattività, viene realizzata tutta in casa mantenendo tutti quei criteri di sicurezza e poi portata e installata in luogo. Quindi adesso, diciamo, si sta andando, non solo in Italia come ragionamento, lei accennava al nostro ministro, ma questo approccio ovviamente sta avvenendo a livello mondiale, in questa direzione. Cioè, paradossalmente è un po' come con le ferrovie, che ora non hanno più i loro uffici tecnici che diramavano le richieste alle aziende italiane e poi venivano progettate le locomotive, ma ci sono vari fabbricanti di locomotive e Trenitalia sceglie il modello che
più ritiene opportuno e se lo compra. Quindi domani ci saranno, per esempio, la società X, la società Y e quella Z che fabbricano reattori e li vendono sul mercato, né più né meno come con le locomotive o gli aerei. Con la richiesta, naturalmente, richieste di sicurezza e tutto quanto, perché è comunque sempre un reattore nucleare, con la richiesta che ciascun reattore, prima di poter essere venduto e utilizzato in un certo paese o area geografica, per esempio diciamo in Europa, deve ottemperare con le richieste di sicurezza che riguardano quell'area. Quindi deve avere l'autorizzazione, diciamo così, l'imprinting, l'autorizzazione di dire ok, questo reattore può essere commercializzato in quest'area. Allora a quel punto poi può decidere un imprenditore privato di proporne l'installazione in un dato paese. E naturalmente ovviamente deve rispondere a requisiti, immagino anche per quanto riguarda la sismicità della zona, perché un conto è collegare sul Brenta un reattore nucleare per servire tutta la città di Padova e un conto è metterlo sul fiume Mesima vicino a Vibo Valentia per dare corrente a tutta la provincia. A Vibo Valentia i terremoti sesto, settimo grado, ottavo della Mercalli possono tranquillamente arrivare, essendo una zona altamente sismica. Quindi insomma, assolutamente sì, certo, no, quello che dice è correttissimo e questo deve essere lo Stato che ospita, che decide di ospitare sul proprio territorio delle installazioni nucleari, lo Stato che deve fornire una mappa delle aree potenzialmente idonee, se vogliamo così, ad accogliere un reattore nucleare, dopo aver stabilito i criteri, di cui si parlava prima, i criteri che devono essere per esempio sismicità, poi magari non deve subire inondazioni, ecco, sono vari diciamo i criteri che bisogna rispettare, e quindi deve essere lo Stato che fornisce la mappa, diciamo, al potenziale investitore, la mappa delle aree idonee ad accogliere un reattore. E più o meno un reattore di questo genere, che alla fine non dico che diventa come andare a comprarsi una lavatrice, però voglio dire, fatte le debite proporzioni, diventa quasi, non dico un elettrodomestico, ma una cosa del genere. Ecco, quanto verrebbe a costare, per esempio, un reattore per dare energia a una provincia o una città di 150.000 abitanti? Dunque, adesso è difficile rispondere a una domanda di questo tipo, perché le richieste sono molteplici in base proprio anche ai criteri di sicurezza che si richiedono. Io le posso dire quello che vengono valutati in linea di massima i reattori, diciamo, di taglia attuale. Sì. Poi uno può pensare di scalarlo e forse anche un po' meno. Cioè, i reattori di taglia attuale si parla di, a seconda della taglia, non so, dai 5 ai 10 miliardi di euro. Diciamo così, indicativamente. Ripeto, dipende molto dalle richieste della sicurezza e da dove viene installato, dal tempo richiesto per la realizzazione, sono tanti parametri, dal costo della manodopera anche locale, sono tanti parametri. Comunque stiamo parlando di cifre di quel tipo. Io mi aspetto che scalando con la potenza, non lo so, si possa, per uno small modular reactor si possa parlare sotto la miliardo, cose di questo tipo. Quindi diciamo un 500 milioni di euro? Guardi, non mi sento di dirle 500-700, l'ordine è quello. C'è anche da tenere in considerazione un altro vantaggio di questi reattori piccoli rispetto a quelli grandi, ed è il fatto che, visto l'elevato costo comunque di installazione, siamo 1 o 7 o 10 miliardi, sono comunque installazioni chiamate capital intensive, cioè dove il capitale che viene richiesto in gran parte alla realizzazione, a differenza per esempio di una centrale gas, faccio per dire, la centrale gas costa poco ma poi costa tanto il gas per alimentarla, no? Certo. Invece un reattore nucleare costa tanto all'inizio e poi molto meno il combustibile per alimentarlo. Allora, questi piccoli reattori hanno il vantaggio di avere anche dei tempi di costruzione molto più brevi, per cui il capitale, e qui sto parlando di un vantaggio economico, e quindi esco un attimo dal mio campo, ma ti racconto quello che mi sembra di avere capito nel campo finanziario. Il capitale necessario per la realizzazione di un reattore di questo tipo viene tenuto fermo, cioè improduttivo, molto meno per
minor numero di anni. E poi posso cominciare ad attivare il reattore piccolo e quindi questo produrre. Poi volendo ne posso affiancare un altro. Mentre il capitale per la realizzazione di un reattore grosso viene tenuto fermo per tutto il tempo della realizzazione, che possono essere 5 o 10 anni. Ecco, professor Alimonti, Antonino, vi fermo 10 secondi per la pubblicità, poi abbiamo anche delle chiamate per voi. Benissimo, 30 secondi e si torna tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La linea torna ad Antonino Danna e a Gianluca Alimonti. Se volete intervenire con loro, il numero è lo 02 92 94 7222. Già una chiamata. Abbiamo Giulio Cesare in coda. Raimondo da Padova? Sì, ciao Raimondo. Ciao Antonino, è il mio argomento preferito. Buonasera professor Alimonte. Una piccola considerazione da parte del professor Alimonte sulla difficoltà di sviluppo della normativa per poi arrivare all'autorizzazione dell'installazione degli impianti di tipo modulare. Si può pensare di copiare i francesi, diciamo che magari loro hanno della normativa nucleare che noi non abbiamo più dagli anni 80, e quindi chiedere ai francesi: passateci quello che fate voi, noi lo traduciamo e vediamo se ci va bene, per far prima. Questa è un'idea. Oppure per la tecnologia del nucleare al torio chiedere all'Indonesia, che lo già stanno facendo. Ecco, questa è la domanda. Professore, prego. Sì, grazie innanzitutto per la domanda. Ma direi che è un'ottima idea. Io direi che i nostri cugini francesi, da questo punto di vista, hanno molto da insegnarci, e ci hanno anche insegnato, e non solo, ma dai quali stiamo importando grandi quantità di energia elettrica prodotta da nucleare, già un po' di anni. Facendo due conti semplici, è come se dei 58 reattori che ci sono in Francia, 6 o 7 stessero lavorando da anni a pieno ritmo, a pieno regime, solo per noi. Questo non scordiamocelo. Comunque sì, la risposta è sì. I francesi sono stati bravissimi, cioè sono da prendere come esempio, diciamo, dal punto di vista del nucleare, in particolare. Adesso sto parlando di quello, poi magari anche per altri motivi, non lo so. Comunque, parlando di nucleare, perché loro sono una nazione povera di risorse energetiche, come noi, non hanno petrolio, carbone, ok, no? E si sono trovati nelle crisi energetiche degli anni 70, nel 73, nel 79, le crisi energetiche in cui io mi ricordavo da ragazzino, andavo in giro in bicicletta perché c'era la domenica a piedi, ma non perché non si volesse inquinare, perché non c'era petrolio. A quelle crisi energetiche loro si sono trovati completamente esposti, e lì c'è stata una decisione presa di comune accordo fra la popolazione, le varie parti politiche, e sono stati bravissimi nel portarla avanti in maniera costante e coerente in tutti questi anni. Loro avevano, se non erro al tempo, forse un reattore nucleare, quando noi ne avevamo 3, addirittura noi eravamo terza potenza mondiale per la produzione di elettronucleare, ma vabbè, a parte questo. E grazie a questa decisione comune, loro hanno deciso una tipologia di reattore nucleare, che è il PWR, Pressurized Water Reactor, un reattore a pressione ad acqua normale, e hanno cominciato con lo stampino a costruire tutta una serie. Nel corso di una decina d'anni sono passati da 1 più o meno quasi al numero di reattori che hanno adesso, che sono 58. Salute! Sono stati in grado di realizzarli mantenendo le tempistiche e gestirli anche molto bene. Tant'è che ad oggi hanno il 70-80% della propria domanda elettrica coperta da nucleare, e poi lo esportano anche a noi, e adesso anche alla Germania, visto che la Germania ha deciso di chiudere i propri. Quindi, per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, sì, assolutamente sì, ma questo era già stato fatto, loro erano già stati presi come spunto nel 2009-10, quando si riparlò della possibilità di rientrare nucleare, della produzione elettronucleare in Italia. Poi ci fu un nuovo referendum, casualmente, veramente fu un caso, fummo chiamati a votare pochi mesi dopo Fukushima, ciò che accadde a Fukushima,
quindi fu un no secco, diciamo, al rientro dell'Italia nella produzione nucleare, ma dicevo, in quell'occasione si erano già presi degli accordi con EDF, che è la società elettronucleare francese, per costruire assieme dei reattori. La tipologia era proprio il reattore di cui stavamo parlando prima, ad 1,6 gigawatt, l'EPR, che è uno sviluppo dei reattori franco-tedeschi realizzati nei decenni scorsi. Quindi sì, sicuramente abbiamo degli ottimi esempi da poter seguire, non è che ci dobbiamo inventare tutto da zero. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio. Quella... Riguardo all'idea, no, di questa quarta generazione, quindi della produzione di piccoli reattori nucleari, io ho solamente davanti agli occhi una cosa: la Gerald Ford, che è una portaerei di 330 metri, no, che è alimentata a livello nucleare, quindi sarà alimentata da un piccolo reattore, e non penso che i 5.000 che ci siano sopra siano votati a morire di radiazione. Questo è quello. La seconda cosa è una cosa che voglio chiedere al professore, perché io sono anche diventato maligno, e nel mio impianto di riscaldamento del gas ho un contatore, e il contatore mi conta i metri cubi di gas che consumo. Ora dunque io vorrei sapere con quale tecnologia, con quale idea o calcolo matematico l'anidride carbonica, che è un gas, essendo CO2 mentre il metano è CH4, noi dobbiamo calcolarla in peso. Non vuol dire che abbiano finanziato la anidride carbonica per rendere gli ESP, che da $9 costavano 130 e aumenteranno. Questo è un dubbio, però mi rimane. Professore, prego. Allora, complimenti. Mauro, mi pare che si chiami Mauro, l'ascoltatore. Sì. Allora, devo dire che ha ripreso un discorso da dove mi ero interrotto un attimo io prima, perché avevo pensato di dilungarmi troppo e poi altrimenti avrei annoiato troppo i già nostri pazienti ascoltatori. Quando stavo parlando di Small Modular Reactor, stavo quasi dicendo che non è una tecnologia adesso del futuro o chissà quando verrà. Si ha già esperienza decennale sugli Small Modular Reactor, perché essenzialmente sono proprio quei reattori che vengono utilizzati sulle portaerei, per esempio, o in taglia, se vogliamo, ancora più piccola, sui sommergibili, perché non scordiamoci che le prime applicazioni militari, purtroppo, dopo le bombe che ha avuto l'energia nucleare, è proprio stata quella di propulsione per i sommergibili nucleari, perché l'energia nucleare ha il grandissimo vantaggio di non necessitare di ossigeno a differenza del gasolio, per esempio, che veniva utilizzato sui sommergibili, per poter essere utilizzata, no? E quindi sappiamo che l'ossigeno è una risorsa preziosissima in un sommergibile. Quindi sì, i reattori nucleari piccoli già ce ne sono da decenni. È chiaro che un reattore per utilizzo civile, che deve essere magari installato in prossimità di una città, deve avere delle richieste, dei requisiti un po' più stringenti di quello che può essere montato su un sottomarino o su una nave da guerra, però è tutta tecnologia che già abbiamo, questo di sicuro, su cui abbiamo già decenni di esperienza. Questo abbiamo in personale, non mi sto riferendo in particolare all'Italia, naturalmente. No, noi nei primi anni 60 si era parlato di sviluppare di rendere a propulsione nucleare il transatlantico Leonardo da Vinci, poi non si fece, la nave che era stata varata per rimpiazzare la perdita del transatlantico Andrea Doria, e si era parlato di una nave da guerra che si sarebbe dovuta chiamare Enrico Fermi e avrebbe dovuto funzionare con il reattore nucleare. La Fermi non è mai stata realizzata, ma in Italia negli anni 60 molte cose non sono state fatte. Pensare che noi eravamo il terzo paese che faceva la corsa allo spazio, perché con la famosa base San Marco all'equatore l'Italia metteva in orbita da sola i propri satelliti negli anni 60, e questo con
delle ricerche che venivano fatte veramente trovando i soldi nelle pieghe del bilancio, perché un'Italia che faceva la corsa allo spazio sarebbe stata una nazione inaudita. Ma noi siamo un paese che purtroppo non sempre tutela le proprie eccellenze, e il nucleare è una di queste. Vorrei ricordare appunto che un tale di nome Enrico Fermi è quello che ha inventato la pila atomica prima della bomba atomica. Mi corregga se sbaglio, professore. Non ho assolutamente niente da correggerla, è giustissimo. Infatti, mentre prima io stavo dicendo abbiamo dei cugini a cui abbiamo molto da imparare, dentro di me stavo pensando molto da imparare, diciamo, come applicazione, come tecnologia, come organizzazione, perché ci vuole anche un'organizzazione e un accordo politico del paese per portare avanti questa forma di energia. Però dentro di me stavo pensando che comunque da un punto di vista tecnico e scientifico non abbiamo niente da invidiare, ecco, allora. E naturalmente il pensiero anche a Fermi, che voglio dire, come giustamente ricordava lei prima, è stato colui che ha acceso la prima pila atomica della storia. Quindi... Appunto, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che era il dicembre del 42, quando la pila diede la reazione con i contatori si verificò fosse stabile e costante. A quel punto il messaggio in codice che venne mandato alla Casa Bianca fu: il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo, non il navigatore francese o americano, quello italiano. Quindi, tanto per chiarire un pochettino i discorsi, o per dirla in inglese, setting the record straight, per mettere in chiaro le cose. Professore, senta, io la ringrazio del suo tempo perché ho abusato abbastanza della sua pazienza. Un'ultima cosa, conviene oggi installare un reattore nucleare di terza generazione o dobbiamo aspettare per forza questa quarta? No, la decisione da prendere è se rientrare o no, stiamo parlando dell'Italia naturalmente, rientrare o no nella produzione elettronucleare, con tutte le ricadute anche industriali e organizzative che la cosa implica e richiede. No, secondo me non ha molto senso dire no, aspettiamo reattori di quarta generazione, perché gli sviluppi sono continui, perché come gli small modular reactor già abbiamo esperienze decennali anche su alcuni prototipi di quelli di quarta generazione, e ancora una volta qui i francesi ci insegnano, perché il Phoenix e il Super Phoenix, di cui lei sicuramente saprà, qualche decennio fa realizzati in Francia, erano reattori raffreddati al sodio, e che è esattamente una delle 6 tecnologie prese in considerazione per i reattori di quarta generazione. Quindi ancora una volta già abbiamo esperienze per questo tipo di reattore, che avranno bisogno dei loro tempi per essere ottimizzati anche da un punto di vista economico, prima di poter diventare dei reattori industriali a tutti gli effetti. Quindi io direi che la decisione critica è se di entrare nella produzione elettronucleare. Poi nel momento in cui si prenderà questa decisione si sceglierà la tecnologia migliore del momento e da lì si partirà. Guardi, la conosco bene la storia della Super Phoenix per un motivo molto semplice. In collegio io avevo un amico, Emilio, lo saluto, il cui papà è un fisico nucleare, e quando nell'87 ci fu il referendum perse il posto di lavoro e se ne andò a lavorare in Francia alla Super Phoenix. Quindi gli abbiamo regalato anche il personale già pronto e formato. Va bene, va bene, si fa per dire. Professore, senta, io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità. Avremo modo di tornare anche sulla questione del riscaldamento globale, allora, va bene? Sì, va bene. La ringrazio per l'invito e un saluto anche a tutti i radioascoltatori. Come vede dalle telefonate, la chain reaction stasera c'è stata. Quindi abbiamo raggiunto la giusta criticità stasera. L'importante è controllarla poi. Ma noi speriamo che, guardi, è arrivato ora un messaggio assolutissimamente sì al nucleare, per cui direi che sta andando bene la reazione, sta andando bene. Grazie. Benissimo. E adesso, buona serata. Buona serata. E adesso, visto che parliamo di epoca di nucleare, torniamo indietro nel 1980, quando avevamo
anche noi reattori atomici. Giorgio Moroder, Night Drive, e andiamo. Giorgio Moroder con Night Drive dalla colonna sonora di American Gigolo, con un Richard Gere, veramente uno splendido attore, e all'epoca veramente anche un bel ragazzo, una ancora più splendida Lauren Hutton. Vero Antonino? Sì, a voglia, quando ancora, come si chiama, Richard Gere non faceva l'attivista per i migranti, ma faceva soltanto l'attore, lo faceva anche abbastanza bene. Vabbè, ma queste sono valutazioni a margine che noi, scusate, è vero, facciamo. Grandissimo pezzo del 1980, grandissimo film, American Gigolo, che lanciò a livello internazionale Giorgio Armani da Piacenza, se permettete. Tanto per chiarire un po'. E poi negli anni '80 nacque la dicotomia con la moglie Armani, con l'amante Versace, perché gli italiani non si fanno mettere la sputazza sul naso da nessuno. Bene, le 19, 18 minuti e 54 secondi, quindi quasi 19:19, che orario palindromo, ladies and gentlemen. Abbiamo una telefonata, credo. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Poi, ciao Michele. Buonasera Antonino, a te, ai radio telespettatori. Sono ben lieto di intervenire su Radio Libertà, la radio talk radio per eccellenza, in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ho seguito con molto interesse gradevole il focus che hai fatto sul nucleare. Io personalmente sono favorevole, come avrebbero detto nell'antica Ellade dei greci, un agape antropon, un gigantesco passo per l'umanità. Il punto di Michele Caruso, un intervento a tutto tondo, quello del Presidente del Consiglio Meloni al Museo Maxi di Roma, in occasione della presentazione di Foto ANSA 2023. In prima istanza la Premier si è focalizzata sul conflitto in Medio Oriente e sugli effetti che sta provocando in Europa. L'antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere, ha detto la Meloni. È un problema reale che sta crescendo in tutta Europa e in Occidente, spesso smascherato da una critica che è strisciante verso Israele. Le tante manifestazioni convocate
come manifestazioni Tokur a favore della Palestina e poi risoltesi in cortei che inneggiavano invece da Hamas, ne sono una spia molto preoccupante, perché sono due cose molto diverse, anche agli antipodi ha proseguito Meloni. Questo antisemitismo cresce soprattutto nelle comunità islamiche, ma aggiunto la Premier si sta facendo largo anche al di fuori di questi contesti. Come dimostrano in primis le denunce fatte da diversi analisti, è un fenomeno che deve preoccuparci. Sul conflitto in corso nel Medio Oriente, Giorgia Meloni ha detto ancora che pensa che non si possa trattarlo, che non si riparte dall'orrore barbarie, crudeltà di Hamas, dalla cotanza feroce, disumana, insomma, che non ha risparmiato donne e bambini e che racconta le disumanizzazioni dell'altro, e si pensa che debba essere condannata senza ambiguità, perché ci abituiamo all'orrore, abbiamo un problema serio se questo accade. L'intervento della Premier si è poi spostato sulla situazione economica italiana e sul patto di stabilità, è una trattativa molto serrata in Europa, la nostra posizione è molto chiara e non sa come riusciremo ad arrivare ad una sintesi. L'Italia ha dimostrato serietà nelle materie di bilancio, ma la questione che poniamo va nell'interesse dei paesi europei. Bisogna sapere, ben capire che l'Europa vuole avere una strategia in materia economica. L'Unione ha spinto i paesi a fare ingenti investimenti sul digitale, sul green. L'Italia quindi chiede che questi investimenti, incentivati dall'Unione Europea su alcune materie considerate strategiche, vengano riconosciuti nelle regole della governance. Non si può chiedere di investire in alcune priorità e poi fingere che non sia utile arrivare a regole di governance che puniscono i paesi che investono. Non possiamo dire di sì ad un patto di stabilità che non potremmo rispettare senza strategiche idee, ma vede degli speriali per una soluzione condivisa, ha dichiarato la Presidente del Consiglio. Sul MES vede un dibattito molto italiano e anche molto ideologico, testimonia la strumentalità di certe posizioni. Un governo serio tiene conto del contesto e in quel contesto va a calare gli strumenti, perché parliamo di strumenti e non di totem ideologici. Quando saprà qual è il contesto in cui si muove, saprà anche cosa bisogna fare del MES. E poi vado a concludere, il riferimento è alla segretaria del PD, è l'Isline. Certe dichiarazioni ti fanno sorridere, come quella della segretaria del PD Line, che afferma: non possiamo tenere ferma tutta l'Europa, forse non sa che il MES esiste, chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare. Forse bisogna interrogarsi sul perché in un momento in cui tutti facciamo i salti mortali per reperire risorse, nessuno vuole attivarlo. Questo sarebbe il dibattito da aprire. Ha detto: siete stati al governo 4 anni, perché non l'avete ratificato in 4 anni? Per poi concludere anche con un cenno sul sostegno a Kiev o scenari di crisi che si moltiplicheranno. Ecco, Antonino, in conclusione, prima di salutarti, vorrei esortarti a porre in essere un tuo ragionamento, un bilancio sulle dichiarazioni della nostra Premier Giorgia Meloni, e con questo da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te, Michele. Dunque, c'è tanta carne al fuoco. Per quanto riguarda il MES, io credo che la verità l'abbia detta stamattina Riccardo Molinari, il capogruppo leghista alla Camera, intervistato dal nostro Giulio Cainarca. Io credo che domani difficilmente ci possa essere, anzi il 14 difficilmente ci potrà essere una ratifica del MES. Detto ciò, stiamo attenti, e resta il fatto che, come ha detto la Meloni, l'Italia non si farà mettere i piedi in testa dalla Troica e non arriveranno a imporci o proporci soluzioni di tipo greco, come è avvenuto appunto nell'Ellade, visto che hai citato l'Agapè Antropon, quindi la riunione o l'amore degli uomini. Non credo che l'Ellade, insomma, non credo che assisteremo a scene come quelle della Grecia, ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda la questione, diciamo così, della guerra, no, noi non ci possiamo assuefare alla guerra col suo carico di dolore e col suo carico di odio. L'Italia e la Germania quest'oggi sono state le nazioni che hanno chiesto all'Unione Europea di varare delle sanzioni contro Hamas. Io credo sia giusto, perché Hamas non è la Palestina. Gli analisti dicono che probabilmente Israele ha davanti a sé ancora 1 o forse 2 mesi massimo di attività bellica, e che in ogni caso aver annunciato di aver eliminato 7.000 militanti di Hamas su una realtà di circa 20-25.000, sì, sei solo a 1/3 del tuo cammino.
La cosa più importante è decapitare completamente questa struttura. Sappiamo che in queste ore i carri israeliani stanno avanzando lentamente verso il centro di Khan Yunis e molto probabilmente comunque quando questa guerra sarà finita, per un cessate il fuoco, per un intervento o semplicemente perché Israele riterrà di aver raggiunto gli obiettivi, io credo che dopo ci sarà un'operazione simile a quella appunto Collera di Dio che fu voluta da Golda Meir nel 1972 dopo la strage alle Olimpiadi di Monaco compiuta da Settembre Nero, e credo che probabilmente nei prossimi anni, nei prossimi 10-15 anni, chi lo sa, forse anche 20, ogni tanto sentiremo di qualche esplosione improvvisa o di qualche attentato per strada o di qualcuno morto sparato da qualche parte e scopriremo che era uno dei capi di Hamas. C'è un film che credo, provate a recuperarlo sulle piattaforme di streaming, io ora non saprei se ci sia ancora su Netflix oppure no, perché l'ho visto lì. Munich è questo film dedicato appunto all'operazione Collera di Dio che fu voluta da Golda Meir nel 72, dopo le Olimpiadi di Monaco. Un'ultima cosa, è essenziale capire quale sarà l'assetto della striscia di Gaza dopo la fine di questa guerra, perché è innegabile che non si può permettere la nascita di un altro movimento estremista. Dall'altro lato, fermare adesso Israele, legargli le mani adesso, significa solo costruire una tregua di altri 4-5 anni. Poi dopo la violenza esploderà ancora più forte di prima. Quindi o qui il bubbone si estirpa, ma in realtà lo sappiamo tutti da dove partono questi bubboni, e quel bubbone si trova a Teheran, dove un governo fanatico, una teocrazia islamica, usa e piega l'immagine di Dio a suo uso e consumo per perpetuare degli assetti di potere. È una realtà infame nella quale le donne non contano niente e vengono pestate a sangue dalla polizia morale. Vi rendete conto? La polizia morale. Questa è la realtà dei fatti. Il vero bubbone è lì, la vera centrale è lì, che finanzia Hezbollah, che finanzia Hamas, che finanzia gli Houthi. E quindi fino a quando non si arriverà al punto di far cadere quel regime, fino ad allora molto probabilmente noi assisteremo a chissà quali altri drammatici momenti in Medio Oriente. E spiace purtroppo essere profeti di sventura in un momento come questo. Spiace perché la pace è l'unica soluzione che convenga davvero a tutti. Il problema è, e questo forse lo dovrebbe capire anche il Santo Padre nelle sue prediche domenicali, il problema vero è che tu non puoi dire la guerra c'è perché ci sono le armi, che è come dire che i mali pensieri ci sono perché ognuno di noi ha un cervello. Quindi se non avessimo il cervello non avremmo mali pensieri. Queste soluzioni da bar, queste valutazioni a bar, lasciano il tempo che trovano per l'applauso del popolino, ma la verità è molto semplicemente che un regime come Hamas, una realtà come Hamas, in carta usa Dio come carta stagnola per giustificare tutto il male che ha fatto e che continua a fare contro Israele. Questa è la realtà dei fatti. Perché esiste un terrorismo religioso di matrice islamica, Hamas lo è. Ma io dal Papa non ho sentito nessuna condanna di Hamas, nessuna, zero, totale. È colpa delle armi? No, è colpa di chi le maneggia in nome di un'idea distorta di Dio, che è diverso. Va bene, noi adesso andiamo in pausa, 30 secondi, poi torniamo, 0292947222, io prendo ancora una o due telefonate, poi ci salutiamo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna per gli ultimi minuti, le ultime news, gli ultimi aggiornamenti, poi per il Parlamento Virginio Caparvi in materia di retribuzione e salario minimo. Domani alle ore 16 ci sarà in diretta alla Camera Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, quindi il Parlamento, se non avremo un deputato in diretta, sarà certamente la replica della Lega al discorso della Meloni. La linea torna a te, Antonino. Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, le 19:31 in questo momento, comunicazione di servizio, domani sera Zoom non andrà in onda, andrà in replica chilometro Zoom di venerdì scorso con me e Lorenzo Viviani, perché domattina sarò io a sostituire Giulio Cainarca nella rassegna stampa, quindi domani, se avete voglia, si parte alle 7:30, dopodiché alle 9 avremo implacabile come sempre Max del Papa e poi dalle 9:30 alle 10:30 un bel filo diretto a telefono aperto, vi si aspetta tutti e poi alle 10:30 comincia Pierluigi Pellegrini, insomma direi che siete ampiamente accomodati. Se avete voglia, domattina alle 7:30 vi si aspetta tutti. Olè. Vedete che io ho anche questa mezza tosse da cane, mi scuso con voi che mi state a sentire. Or dunque, ultime notizie e chiudiamo. Allora, l'ANSA, Meloni, vedo spiragli per una soluzione sul patto di stabilità, il MES, dibattito molto ideologico. La Premier alla presentazione del libro fotografico dell'ANSA, la Presidente del Consiglio Schlein si chiede perché nessuno attiva il MES. Vedo un dibattito molto italiano e molto ideologico. Poi ancora, l'antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere. Sull'Ucraina, giusto continuare a sostenere Kiev. Ancora, COP28, nuova bozza d'accordo, salta l'uscita dai fossili, la guerra in Medio Oriente, Israele, sono 20 gli ostaggi uccisi a Gaza da Hamas dal 7 ottobre a oggi. Borrell, proporrò sanzioni ai coloni ebrei in Cisgiordania. Cinema, io capitano di Garrone, candidato ai Golden Globe. Per quanto riguarda la BBC, ultimi aggiornamenti su... Ecco, Antonino, prima abbiamo un ascoltatore per te. Pronto, chi è là? Chi è qua? Ciao Antonino, ciao. Buonasera, Antonello dal Veneto, dalla Ben provincia trovato. di Treviso. Siamo qua che controlliamo se rispetti gli orari, attenzione. Va bene. Senti un po', sulla tua disquisizione su Israele, Hamas e Qatar, direi anch'io. Sì, volevo evidenziare due cose che lo sto vedendo da oltre un mese, dal 7 di ottobre, ovvero quando negli organi di informazione, televisione soprattutto, ed editori, giornali, si fa riferimento a tutte queste transizioni, trattazioni sulla possibilità di fare o non fare una pausa, al primo posto ci deve essere, e manca, la liberazione degli ostaggi. Ci deve essere al primo posto, prima tu liberi tutti gli ostaggi che hai in maniera terroristica preso quel giorno, poi vediamo come possiamo trattare. Questo è il primo punto. Il secondo punto, se deve nascere una nazione palestinese libera, indipendente, repubblicana come deve essere, si deve seguire la logica della seconda guerra mondiale, ovvero tu nella tua Costituzione, come nel caso della nostra Costituzione italiana, abbiamo messo l'antifascismo, bene, nella loro Costituzione dovranno mettere l'anti-islamismo, ovvero impedire che qualsiasi partito o persona proclami Hamas o proclami l'Islam come dogma di Stato. Ecco, questo è un punto fondamentale. Grazie Antonino, buona giornata. Guarda, io credo che tu abbia ragione. Aggiungerei anche un'altra cosa. Ti ha in fondo risposto Mark Regev, sono qua sulla BBC, che è senior advisor di Netanyahu, del primo ministro israeliano. Ha detto poco fa alla BBC che colpire duramente Hamas
con la pressione militare è il modo migliore per ottenere il rilascio dei restanti 135 ostaggi israeliani. Hamas, dice appunto Regev, rilascia gli ostaggi perché sostanzialmente sono alla ricerca disperata di un time out, di una pausa nei combattimenti. Il Qatar, che come tu hai ricordato sta mediando tra le parti, ha dichiarato che il bombardamento di Gaza indica che la finestra per una nuova tregua si sta restringendo, ma Regev dice che questo è sbagliato, aggiungendo che l'unico modo per facilitare il rilascio degli ostaggi è la pressione militare. Israele ha gravi preoccupazioni sugli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e soprattutto dice che Hamas ha brutalizzato e stuprato i civili durante gli attacchi del 7 ottobre, questo lo ricorda a tutti. Regev aggiunge anche che Israele ha disegnato, ha indicato sulle mappe delle aree, scusate, ha indicato sulle mappe delle aree più sicure dal punto di vista umanitario e dice anche che la popolazione di Gaza conosce l'ubicazione di queste aree sicure. Sebbene gli abitanti di Gaza hanno dichiarato che la loro possibilità di accedere online a queste mappe avviene naturalmente in maniera intermittente a causa dell'instabilità delle connessioni internet, mentre invece le agenzie umanitarie dicono che da nessuna parte si può stare al sicuro nella striscia di Gaza. Israele ha anche chiesto l'evacuazione di aree specifiche di Khan Yunis, ma non di tutta l'intera città. Regev infine dichiara che Israele non è d'accordo con le richieste diplomatiche di un cessate il fuoco perché questo significherebbe mantenere al potere Hamas e Hamas ha dichiarato che gli attacchi del 7 ottobre scorso si ripeteranno. Con questo abbiamo finito, adesso qui Parlamento, chi abbiamo stasera Giulio Cesare? Virginio Caparvi. Benissimo, qui Parlamento, ci salutiamo con i Jalis, fiume di parole del 1997, ammetteteli prima o poi a Sanremo, che cavolo. Amadeus, e che diamine, come super ospiti almeno quest'anno. Noi ci ritroviamo domattina alle 7:30 con la rassegna stampa e poi Max del Papa e il filo diretto. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in